San Giovanni Licuti è una piccola borgata marinara dalla parte est di Catania, con una delle spiagge più rinomate della città. Guardate qui cosa mi mangio, una brioche gelato. La Via dei Crociferi è una monumentale direttrice stradale realizzata nel XVIII secolo. Inizia in piazza San Francesco d'Assisi e vi si accede passando sotto l'arco di San Benedetto. La strada, contornata da chiese, monasteri e poche abitazioni civili, è un esempio di unità dell'architettura barocca. Nel breve spazio di circa 410 metri sono presenti ben 4 chiese. La chiesa di San Francesco d'Assisi dell'Immacolata fu costruita nel XVIII secolo. È un esempio di architettura barocca siciliana ed un luogo di grande interesse storico-culturale. Stiamo entrando in via Crociferi attraverso quest'arco, dove incontreremo delle chiese dello stile barocco meravigliose. Abbiamo visto prima dell'arco San Francesco e dell'Immacolata e ora guardiamo queste chiese che lasciano semplicemente a bocca aperta. La chiesa di San Benedetto viene considerata una delle più belle di Catania. È un trionfo di architettura barocca. La sua costruzione risale ai primi decenni del Settecento. La chiesa di San Francesco Borgia fu edificata intorno al XVIII secolo e presenta uno stile neoclassico lineare. Il Collegio dei Gesuiti è un grande palazzo settecentesco che è forse il più bello edificio gesuitico di tutta la Sicilia. È in stile barocco e vi si accede mediante una scalinata. La chiesa di San Giuliano fu costruita a metà del XVIII secolo nel caratteristico stile barocco tipico di quel periodo. È l'unica chiesa che ho trovato aperta. Dalla cupola si gode di un'ottima vista della città, soprattutto si possono vedere le cupole di tutte le chiese circostanti. È stata una bella passeggiata fino in cima, ma valeva la pena farla. Senti ragazzi! Qua sei proprio nel cuore? Nel cuore, appunto. Posso riprendere? La qualità! Dai! Tornando buono per buttare alle 3 ore da Peppe e Zeta. Se non mangi bene non ti faccio pagare. Buongiorno macelleria. L'antichissima reggia ed insigne basilica collegiata di Maria Santissima dell'Elemosina, meglio conosciuta come Basilica della Collegiata, è una chiesa tardo-barocca posta lungo il lato ovest della via Etnea. Merita assolutamente una visita.
Sto camminando sulla via Etnea, alla Villa Bellini, dove ho appuntamento con una mia amica. Eccola qui la via Bellini, ora devo trovare Elisa. Un bel arancino con le melanzane e cipolle con prosciutto in crosta. Buonissimo. Il giardino Bellini o Villa Bellini risale al Settecento. Dedicato al famoso musicista Vincenzo Bellini, è oggi abituale meta delle famiglie catanesi. Il Teatro Massimo Vincenzo Bellini fu inaugurato alla fine dell'Ottocento. Ha ospitato nel corso degli anni molte rappresentazioni di opere, concerti di musica classica, ma anche balletti e spettacoli di prosa. La facciata del teatro in stile neoclassico contiene nella parte superiore i busti di 3 compositori famosi catanesi. Al centro Vincenzo Bellini, ai lati Coppola e Pacini. Il Castello Ursino fu costruito da Federico II di Svevia nel XIII secolo. Si affacciava sul mare, ma dominava altresì il centro urbano presidiando la città. La colata lavica dell'eruzione del 1669 circondò il castello, lasciando però pressoché intatta la struttura, ma distruggendone la funzionalità militare. Venne alterata anche la visuale del castello, reso meno imponente dal livellamento del terreno. Il Teatro Romano di Catania è situato nel centro storico della città etnea. Il suo aspetto attuale risale al II secolo ed è stato messo in luce a partire dalla fine del XIX secolo. La tradizione però ha sempre parlato di un teatro greco e la stessa popolazione lo chiama Teatru Grecu. Gli ultimi ritrovamenti archeologici gettano un po' di luce, trovando testimonianza della presenza di un edificio teatrale costruito con grossi blocchi di pietra arenaria, con lettere in greco e a pianta rettangolare. Un tipo di planimetria più diffusamente ellenistica attribuita ad un teatro greco del IV-V secolo a.C. Ed eccoci qui alla grotta sotterranea dove scorre il fiume Amenano. L'abbiamo visto questa mattina alla fontana, questo fiume porta l'acqua alla fontana. Poi per lo più scorre sotterraneo, perché nel 250 a.C. ci fu un'eruzione dell'Etna che praticamente lo coprì, però voi sapete bene che fiumi ed acqua sono in grado poi di trovare le loro vie, di trovare il modo di insinuarsi, quindi il fiume di fatto non è morto, ha continuato però la sua via sotterranea. Questa è una delle grotte dove si vede l'acqua che scorre.